Questa giornata a Santo Lussurgiu di cui vi parleremo fra poco. Allora, siamo arrivate all'ultima puntata della prima settimana e ci sembra quasi incredibile perché abbiamo fatto tante cose in questi giorni, ma alla fine è trascorsa anche velocemente, diciamo che è stata veramente molto intensa. Ora nel fine settimana tireremo un po' le somme di questa prima settimana, anche sempre per migliorare e ottimizzare il lavoro, anche se chiaramente spostandoci e trovando sempre situazioni differenti, dobbiamo anche essere sempre pronte all'imprevisto, perché chiaramente non è, si organizza un lavoro, ma poi in ogni luogo in cui ci veniamo a trovare, con persone diverse e con situazioni diverse, anche come rete, come connessione, ci dobbiamo adattare, quindi strada facendo, proprio on the road, come l'abbiamo pensato. Comunque saranno utili questi 2 giorni di pausa per riorganizzarci, e vi ricordiamo che comunque lunedì mattina noi alle 8 siamo sempre qui con voi in diretta. Allora, parliamo della giornata di oggi. Oggi faremo un giro a Santo Lussurgiu assieme a Samuele, visiteremo diverse cose. Ehm, ma prima vi voglio presentare Samuele. Samuele viene dall'Olanda, ma io lo definisco un sardo atipico. Samuele, raccontaci qualcosa di te e del tuo rapporto con la Sardegna. Il rapporto inizia naturalmente dai miei genitori, che sono tutti e due sardi, e sono nato e cresciuto in Olanda, ma ho sempre avuto questo attaccamento con la Sardegna. Alcuni anni no, poi in un periodo di crisi personale mi sono ritirato qui in Sardegna, sono andato a trovare anche questi pozzi sacri, questi posti che a me hanno ispirato, che mi hanno dato anche sollievo e mi hanno dato alcuni messaggi di vita. E su quell'esperienza io adesso continuo a lavorare, portando la gente qui a vedere anche quei posti che ti ispirano, anche che ti fanno riflettere. Sì. E noi tutti arriva a questo momento nella vita dove ci sono delle considerazioni, anche delle scelte da fare. Dunque io aiuto in quel senso, lavorando insieme con dei coach olandesi, e portiamo la gente qui a avere delle esperienze. La tua attività infatti si chiama Keep Alive Tours. Sì, Spiegaci meglio il significato di questo Keep Alive. come tenerti vivo invece di solamente sopravvivere, come tenerti vivo e pimpante, diciamo, come tenere la libertà anche fisica, mentale e sociale. E il caso vuole che la Sardegna è una delle zone blu che ha questo modello, anche sono 9 elementi, o forse 10, anche unici ne puoi fare, che ti allungano la vita, diciamo, che ti fanno star bene, non solo a tempo breve, ma anche a lunga durata, è quello che vogliamo. E i miei viaggi sono intorno a quello. Dunque, sono concetti mentali, naturalmente, ma se le sperimenti in un contesto in un viaggio, in un'esperienza, il turismo è esperienziale, quello che si dice, sì. Allora ti resta più nel corpo, non è solo un libro che hai letto e che poi metti su uno scaffale, non lo leggi più, lo devi mettere in pratica, lo devi keep alive, lo devi tenere vivo. Come lo tieni vivo? Quello. Spiegaci un po' questi 11 punti, così. In base sono 9, sono Ok. mentali, sociali e fisici, dunque non mangiare troppo, mangiare più verdure, mangiare meno carne, avere degli amici che ti aiutano davvero, sentirti protetto anche da una cosa spirituale, divina, soprannaturale, diciamo. Avere anche libertà fisica di muoverti, in base sono elementi che ti danno serenità, serenità mentale, sociale e fisica, e se tu hai serenità nel corpo, allora il corpo te lo premia anche, è come se tu guardi a una piantina e la curi bene, allora la piantina ti premia, come anche mia moglie, se io la tratto bene allora splende, è una cosa logica anche per me come uomo a capire, è quasi meccanico. Dunque è quello, nei viaggi
andiamo lungo questi punti decisivi, questi elementi chiave e li troviamo e li riconosciamo intorno a noi, perché l'ispirazione è sempre intorno a noi, dunque non dobbiamo cercare. Io aiuto un po' a vedere queste cose e uso la Sardegna come sfondo, come materiale che arricchisce, dunque non vado solo nei nuraghi ma li vedo come simbolo, dove è un momento che possiamo captare per parlare di certe cose. Sì, per Capito? parlare di noi stessi, quindi Sì, è sviluppo personale. esatto. E abbiamo tutti bisogno di sviluppo personale, penso, anche se la vita di fuori può essere tutto ben regolata, ma abbiamo tutti questi 6 temi che sono molto umani e la gente che viene con me è aperta anche a queste riflessioni. Si scherza tantissimo, anche con musica, eccetera, ma si parla, si va anche in profondità. Bello. Uso la Sardegna perché è una terra molto profonda, c'è questa storia antichissima, ricchissima, con questi templi già molto avanzati, già che di millenni prima di Cristo, guarda un po', 1000 anni prima dell'impero romano. Questo è stato un posto di pellegrinaggio e io, insomma, io sono un pellegrino nella vita anche, ma anche la gente che viene con me sono anche in un certo modo sono pellegrini. Che vengono proprio qui in Sardegna, dove ci sono tutti questi posti favolosi. E perciò. Sì. E quindi oggi insieme a Samuele faremo una giornata, diciamo, scavando in profondità e guardando anche la realtà che ci circonda, anche da un punto di vista metaforico, simbolico. Cercheremo di riviverla e di reinterpretarla in questo modo. Come avevamo anticipato, in questo viaggio vogliamo dare spazio proprio a diverse persone che vivono la Sardegna anche in diversi modi, a diverse esperienze di vita e a diversi approcci, perché io sono fortemente convinta che non esiste un unico approccio valido al vivere. Chiaramente ci sono 1000 sfaccettature, 1000 approcci e l'incontro di esperienze, di approcci diversi è una ricchezza umana che assolutamente non dobbiamo perdere, così come non dobbiamo chiuderci in un'unica visione della vita, ma rimanere sempre aperti a poter anche conoscere e sperimentare qualcosa di nuovo, perché è proprio la nostra apertura sia mentale che da un punto di vista proprio delle esperienze che possiamo fare, che poi ci consente anche di fare nuove esperienze, nuove conoscenze e quindi di evolvere, come dicevamo, e di vivere la vita anche come un cammino di continua crescita ed evoluzione. Questo secondo me è molto importante, quindi in gran parte mi ritrovo anche in quello che dice Samuele, anche nel suo approccio, perché io stessa vivo la mia vita in questo modo, quindi come una continua crescita e anche lavoro interiore. Bene, che ora abbiamo fatto? Sono le 8:08, stiamo ancora qualche istante con voi, quindi faremo delle passeggiate oggi. Inizieremo dall'acqua, giusto? Andremo alle cascate Sosmolinos, che si trovano appunto qua vicino, poi visiteremo San Leonardo, che è chiaramente un luogo famosissimo, anche questo legato all'acqua, e poi anche oggi non ci facciamo mancare il nostro nuraga, perché non dico uno al giorno, però insomma, come sapete, a noi piacciono molto i nuraghi. Ieri abbiamo fatto una giornata più archeologica, oggi visiteremo un nuraga anche con un approccio un po' diverso, quindi vedendo anche come si può oggi reinterpretare in modo simbolico, anche potremmo dire in modo simbolico però personale, cioè non necessariamente legato a quello che poteva essere il simbolismo antico, o forse sì, perché comunque lasciamo sempre una possibilità, perché nella mente umana, insomma, io non sono psicologa, però gli psicologi del profondo ci parlano degli archetipi, quindi per me questo è un tema molto, molto affascinante anche da indagare. Sì. Chiaramente
sempre senza pretese di aver capito tutto, che sia per forza così, però dire magari proviamo a considerarlo in questo modo, cosa mi comunica a me personalmente, per cosa mi può aiutare nella mia riflessione personale, nella mia crescita. E questa, diciamo, è anche una cosa che comunque io faccio anche nei miei tour di Sardegna Sacra, per quello ci trovo, anche se magari per qualcuno possono sembrare discorsi un po' strani, però in realtà poi ci troviamo abbastanza su questo, e oggi cercheremo di raccontarvelo meglio. Bene ragazzi, allora vi ricordo che la puntata sarà online alle 21:30. Mi scuso anche per ieri, perché su YouTube c'è stato un notevole ritardo nel caricamento, penso almeno una mezz'ora, e su Instagram alla fine non ho capito cosa è successo, il video era caricato però non l'ha pubblicato, e quindi lo abbiamo pubblicato stamattina, il video della puntata di ieri. Ma vi ricordo che per guardarli completi li dovete guardare su Facebook e su YouTube, perché Instagram comunque non ci permette di caricare un video più lungo di un quarto d'ora, per cui se ci seguite su Instagram potete trovare poi la versione completa della puntata su Facebook e su YouTube. Volevo, visto che questa è l'ultima puntata della prima settimana, ringraziare tantissimo tutte le persone che ci stanno seguendo, perché sono molto contenta del fatto che ci sono persone che ci stanno seguendo ogni giorno, che si stanno appassionando a questo viaggio, così come tutti gli altri anche che magari ci seguono più occasionalmente. Io comunque vi ringrazio per l'interesse, per i vostri commenti. Vi ricordo che per noi i vostri commenti sono importantissimi, sia per avere dei feedback, sia per farlo insieme questo viaggio, visto che l'abbiamo voluto condividere con voi, complicandoci la vita, diciamo, però penso che ne sia valsa la pena, perché vedere questa partecipazione è veramente molto bello, e comunque ci dà anche un grande supporto, proprio una grande energia per poter fare questo, perché vi posso assicurare che per fare giornate come quelle che stiamo facendo ci vuole veramente tantissima energia, tantissima concentrazione, focus, quindi mi scuso anche se spesso non rispondo ai messaggi anche per giorni, perché veramente non riesco ad avere un momento libero, perché bisogna avere veramente tante cose in mente, controllare tante cose che siano a posto, quindi spesso anche ci accorgiamo che qualcosa non è andato bene, come per esempio la puntata di ieri sera. Quindi siate pazienti, siate clementi, suggerite tutto quello che volete suggerire. Per noi comunque i suggerimenti sono molto importanti, anche se non sempre possiamo metterli in pratica, proprio per motivi di tempo che abbiamo, di attrezzature che abbiamo, e così via. Però voi in ogni caso dateceli, anche perché poi alla fine di ogni settimana, ma anche alla fine proprio di tutto il viaggio, faremo il punto della situazione, anche per vedere in che forma, in che modo, se questo progetto potrà continuare in futuro. Quindi è veramente importantissimo. Per supportarci, quindi veramente commentate, se vi va condividete i video, e insomma, poi come sapete ci sono anche altri modi per supportarci, li trovate nei link. Ringraziamo, visto che questa è l'ultima puntata, anche tutti i partner che hanno partecipato alle puntate della prima settimana, che ci hanno ospitato, e quindi insomma siamo riuscite a ridurre i costi proprio del viaggio grazie a questo. Vi ricordo che questo è un progetto a budget zero, quindi noi abbiamo investito per acquistare le attrezzature e per tutte le spese vive, per cui ecco, anche da questo punto di vista il supporto vostro è veramente
importante, e ringraziamo anche tutti coloro che hanno fatto una donazione e tutti coloro che stanno acquistando i prodotti sponsorizzati di Macocco, e ringraziamo anche il nostro sponsor Macocco. Bene ragazzi, allora ci vediamo alle 21:30. Se tardiamo voi non preoccupatevi, il video arriva, se tardiamo non è colpa nostra, ce la mettiamo tutta e ci vediamo